Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta alle 19:30 su Sesta Rete, canale 215 del Digitale Terrestre. Siamo in replica anche alle 23 e nella mattinata del lunedì a partire dalle 8:30. Adesso in postazione tecnica abbiamo Ciccio Rametta che ritroviamo in perfetta forma perché con lui parleremo del campionato di promozione. Sì, ciao Ettore e buonasera a tutti. Benissimo, allora a questo punto diamo lettura dei risultati subito con il girone A del campionato di promozione. Cus Palermo, Dattilo 2-0. Fulgatore, Delfini Vergine Maria 1-0. Città di Carini, Favignana 0-2. Castellammare Strasatti 4-1. Montemaggiore, Paceco 0-1. Ligni Trapani, Real Calcio 7-0. Cefalù Salemi 2-1. Vince il Paceco ma perde il Salemi. Adesso vi faccio vedere anche la classifica, nel frattempo la commentiamo insieme a Ciccio Rametta. È una classifica ancora molto corta, a dimostrazione che insomma questo girone A è molto intenso. Sì, molto intenso, molto incerto e sicuramente sarà combattuto fino alla fine come abbiamo sempre detto. Allora, concentriamoci sulle prime 5. Il Paceco ha approfittato del passo falso del Salemi ed ha fatto un controsorpasso rispetto a settimana scorsa. Direi che però la squadra del turno è il Cefalù. Il Cefalù ha vinto 2-1 contro il Salemi sabato e ha agganciato il Dattilo che anch'esso è stato sconfitto e adesso è in piena corsa per il primato, per cui possiamo dire tranquillamente 4 squadre in corsa per il primato con il Monreale che oggi riposava, che comunque a -7 può ancora crederci. Un breve cenno in coda, importante vittoria del Fulgatore di misura e quindi spera ancora in una salvezza senza passare dai play-out. Ecco, rimaniamo con la schermata della classifica perché al presente volevo dire questo Paceco comunque è dall'inizio della stagione che insomma mi sembra molto determinato, anche se c'è il Cefalù in crescita, credo che potrebbe effettivamente essere lui la squadra che vince questo girone A del campionato di promozione. Io col direttore Filippo, anche a parte che il Paceco può essere, lo incontriamo anche in Coppa perché è una delle squadre agli ottavi che sta partecipando alla Coppa, e guardando la classifica noi nell'altro giro abbiamo 40 punti, è un'anomalia tra virgolette, o il girone A è un girone molto più equilibrato del nostro, che noi abbiamo 40 punti e siamo secondi, siete secondi, loro a 5 punti sono primi. È una cosa, infatti col direttore parlavo di questa cosa qui. Come vedi tu Davide questa classifica del girone A? Chiaramente è un bel campionato e fa bene questo a calcio, credo che comunque il Salemi potrà dire la sua perché ha un'ottima squadra. Bene, passiamo adesso al girone B, subito i risultati di questa quinta giornata di ritorno, anche qui insomma è successo un po' di tutto, guardiamo i risultati insieme a Federica. Ciappazzi, Atletico Villafranca 2-0. Sporting Taormina Castelbuono 2-2. Mamertina Città di Milazzo 1-1. Torre Grotta Fiume Freddese 4-1. Pistunina Ghibellina 2-1. Riviera Messina Nord Randazzo 0-4. Castelbuonese Sant'Angiolese 2-1. Allora, da notare come lo Sporting Taormina pareggio col Castelbuone, la Castelbuonese invece vincendo in casa la raggiunge al primo posto. Guardiamo la classifica e la commentiamo insieme a Ciccio Rametta. Effettivamente è una cosa molto molto curiosa. Allora, se nel girone A abbiamo avuto il sorpasso, nel girone B abbiamo avuto l'aggancio. Quindi lo Sporting Taormina sabato è stato fermato veramente a sorpresa in casa per 2-2 dal Castelbuono e ne ha approfittato la Castelbuonese vincendo di misura sulla Sant'Angiolese, che tra l'altro è quarta, quindi è una vittoria importante. Anche il Milazzo si è fermato, quindi le squadre di testa hanno faticato un po' tutte. Vorrei porre l'attenzione su 2 squadre in particolare, Pistunina e Torre Grotta. Pistunina si è portata con ben 7 punti di vantaggio sulla quinta, quindi ipotecata la posizione playoff, 6 punti scusatemi, mentre il Torre Grotta vincendo in casa per 4-1 contro la Fiume Freddese ha riaperto un po' i giochi in zona playout, portandosi almeno uno dalla salvezza diretta. E in coda invece Ghibellina e Atletico Villafranca procedono a braccetto, una sola si salverà. Ecco, da notare, e questo fatto lo commentiamo anche con i nostri ospiti, che il Città di Milazzo 37 punti, secondo in classifica, però con una partita in meno, quindi vuol dire che insomma il Milazzo credo che abbia anche una storicità, può aspirare quantomeno di arrivare sicuramente nei playoff, ma chissà anche di agganciare la vetta. Davide.
La storia calcistica di Milazzo non la scopriamo certo oggi, è una squadra che comunque ha nella sua fisionomia di storia calcistica di fare dei campionati sempre al vertice. Sono sicuro che anche quest'anno potrà dire la sua, si potrà inserire in questo duo di testa. Presidente, a Lentini c'è soltanto una squadra, a Taormina invece ce ne sono parecchie, no? Eccellenza, promozione. Tra l'altro entrambe insomma, posizionate bene in classifica, questo cosa fa pensare? Che forse più squadre ci sono, forse più entusiasmo, quindi a Lentini forse spera che magari arrivi una seconda squadra? No, noi oggi l'anno scorso l'esperienza mia di Belpasso, c'era Belpasso e Belpassese. Sì. Sono più le cose negative che le cose positive, perché giustamente a parte Taormina non ricordo che abbia una tifoseria così importante, numerosa, non ha un pubblico a seguito, ha una gran bella struttura, sì, quello senza alcun un sintetico dubbio. meraviglioso. Ha tanti turisti da Taormina. Tanti turisti e tanti negozi, quindi forse questa cosa eccellenza promozione, non conosco le due società, non ho avuto mai... Non sappiamo come andrà a finire appunto, questa cosa. Potevo unire forse le forze e fare un campionato di eccellenza come si deve. A Lentini no, una sola basta. Ci basta, ci basta. Benissimo, ci fermiamo, tra poco continueremo a parlare di promozione e affronteremo il girone C ed il girone D. Un altro brevissimo stacco pubblicitario, rimanete con Penalty.